Sabuda. Bene ragazzi, qui è Sabuda alle 6 del mattino di quest'oggi per registrare un bellissimo Battle Pud. Non mi ricordo il numero, non me lo ricordo, mi sa che siamo tipo, eccolo, morto. Stavo registrando una partita prima ragazzi, ma avevo ping 400 e dicevo, ma no, beh, l'SV98, dove stava camperando questo maiale? Comunque dicevo ping 400, ma che cazzo? Poi alla fine ho capito che il ping era dovuto al server di merda. Cioè era il ping stesso da solo che pingava 400 cristi. E allora io ho detto, boh, facciamo un'altra partita. Ah, sei un amico, scusa. Scusa fratello, cioè non lo faccio. Allora, comunque sto usando la K74M se non sbaglio. Boh, mi sa di sì. Perché volevo variare un pochettino. Allora, prima di iniziare volevo dirvi, eccolo ragazzi, eccolo. Cristo santo, KH 2002, si chiama Giasco, vediamo il ping. Ah vabbè, non mi ha battuto per ping allora. È proprio più skillato di me. Volevo sponsorizzare un canale, come ho promesso che faccio. Ed è il canale di Mr. Oh, questo qua però minchia, cioè, velocissimo. È il canale di Mr. Gansleo. Il canale di Mr. Gansleo, andate a darci un'occhiata. Dicevo che, come vi ho promesso, sponsorizzerò il canale. Ho fatto una piccola lista. In questa lista praticamente sono i canali che andrò a sponsorizzare. Stavo pensando a due possibilità. Una è sponsorizzarvi. Eccoti. Ma vieni qua. Una è sponsorizzare il canale così nominandolo a inizio video. Un'altra è nominandolo a inizio video. Ovviamente faccio una lista di canali. Praticamente voi mi mandate il vostro canale, mi chiedete se posso sponsorizzarvi. Io controllo il canale. Se mi piace, lo trovo carino, lo trovo interessante, allora lo sponsorizzo. Se invece purtroppo non mi piace, perché può capitare, perché non è che arriva Tizio Caio che mi dice sponsorizzami e poi magari mette video di Justin Bieber. Se mi piace allora quella lì entra in quella lista e verrà sponsorizzato ovviamente dopo tutti gli altri che sono stati accettati prima. Questa è un'opzione, come sto facendo oggi con Mr. Gansleo, di cui vi lascio il link qua sotto. Mamma mia, ma cioè io veramente mentre gioco mi viene da gesticolare. Cioè adesso mentre lascio il link qua sotto, ho fatto il gesto cioè indicando qua sotto. Dove cazzo è? Ah, eccoti. Ecco qua, il coltello ACB 90, qualcuno mi spara. Dov'è? Dai! Sto gradino. Come vi lascio il link qua, mi viene da gesticolare. Comunque, oppure la seconda opportunità. Porca puttana! La seconda possibilità di sponsorizzazione sarebbe caricare un video degli utenti scelto come selezione alla fine della settimana. Te ne sei accorto che ci sono, Ciccio? Alla fine della settimana, la domenica, caricare un video di un utente. Fatemi sapere. Cazzarola! Fatemi sapere cosa vi piace di più. Se sponsorizzare così, oppure ogni settimana caricare un video di una persona. Praticamente voi mi mandate i video, li mettete non elencati. Dove cazzo sto andando? Li mettete non elencati. Mi mandate il link. Se i video mi piacciono entrano in lista. Altrimenti se il video non mi piace, perché ovviamente come ripeto c'è la possibilità, allora purtroppo non entreranno in lista. Questa è un'idea carina perché ho notato che allora non sarebbe proprio non sarebbe da community channel, però sarebbe dare la possibilità a qualcuno di mettersi in luce. Perché ho notato che ultimamente ci sono persone che faticano a mettersi in luce perché magari i community channel alcuni non accettano alcune tipologie di video che magari sono divertenti e interessanti, perché non ne possono accettare tantissimi, perché comunque invece poi ci sono altri community che hanno difficoltà nella gestione, quindi per ora magari non sono propriamente adatte, diciamo, a cercare di essere sponsorizzati. Quindi fatemi sapere secondo voi qual è meglio di tipologia di. Dai, questo mi ha headshottato. Però manca la killcam su Battlefield,
Comunque fatemi sapere con un commento, ci tengo moltissimo ragazzi. Io veramente commentate questo video e chiedete anche ad altre persone, a vostri amici, a persone che vi seguono, di venire a commentare e farmi sapere cosa ne pensano di questa possibilità di serie la domenica di video di altre persone. E poi qua sotto scriverò i requisiti per questo video. Mamma mia, ma quanti ticket sono ragazzi? Ma non è che sono tipo 300.000. Eccolo. Ma è morto il mio amico? No. Però qua c'è gente che deve andare a essere stuprata. Poi ecco di. Cazzo, ma minchia, abituato a COD che c'avevo i caricatori aumentati. Johnny Creek. Ma mi viene da dire Johnny Creek, non so, è il mio idolo ragazzi. Quando io registro, entro nella parte e mi sento uno sdrogheggio come lui. A parte quando faccio quei video strani all'insegna del... Eccolo quello che mi ha shotato prima. Adesso come la mettiamo? Minchia, facciamo il giro. No, cosa mi ha... No, una Claymore. Comunque poi volevo farvi altri due discorsini. Quindi lasciatemi il commento ragazzi, veramente ci tengo. Ve lo ricorderò anche con un'annotazione a inizio video, ve lo scrivo in descrizione perché ci tengo, questa volta più che decidere da solo che serie fare, ci tengo che siate voi a decidere il da farsi. Quindi Cazzarola pudescia. Allora, dopo questo discorsino... Oh, grazie. Dopo questo discorsino io volevo rendere questo fumo, cazzo. Volevo rendervi partecipi di... Dio santo... Corri! Rendervi partecipi di un mio disagio ultimamente. Che cazzo di sfiga. Ultimamente, ragazzi, mi sto trovando un po' pesantuccio e un po' scomodo nel giocare. Non chiedetemi per... c'è un cecco là. Dai che lo voglio... No. Ho chiesto troppo. Mi sento un po' scomodo nella posizione PC. Non so perché. Allora, uno dei motivi principali è perché perdo sensibilità al minimo all'annullare e all'anulare per un motivo ben specifico. Che è praticamente il tavolino, il legno del tavolino preme esattamente, cazzo merda, preme esattamente sul nervo. Esci? Preme esattamente sul nervo che manda gli impulsi a... Cazzo, che cosa è successo? No, stavo scrivendo. Ragazzi, avevo aperto la chat per sbaglio qua. Sì, vabbè. Sto per fare un fail epico. Comunque, meno male che mi sono preso la kill. Comunque, dicevo... sì, che praticamente perdono gli impulsi e quindi ho meno riflessi perché perdo sensibilità. Cioè, è una cosa allucinante. Io mi ritrovo questa cazzo di mano a volte che non serve a nulla. Ma nulla, cioè ve lo giuro, io a volte mi sento la mano inutile. Questa settimana sono stato una settimana da solo a casa e ci sono stati dei momenti in cui non riuscivo a tenere in mano una forchetta per mangiare. Dimmi che è morto o no, non è morto. Non ci vedo un cazzo. Ma qua c'è gente o sbaglio? Dai, muori, santo... bah. Non fatemi dire cose che non vanno. Cazzarola! Quindi mi sento scomodo, non so. Forse perché appoggio tutto il braccio e dovrei appoggiare soltanto il polso come si chiama? Nel tavolino. Oppure perché... boh, non lo so. Forse perché c'ho lo schermo un po' lontanuccio e il tavolino non è enorme. Devo trovare la mia posizione. Non so, non chiedetemi perché ve lo sto dicendo, dato che non potete neanche darmi consigli perché non mi vedete. Però qua saranno sopra. Santa Maria piena di grazia. Porca troia, granata. Cazzo. Vabbè, io sto qua che mi curo. Finché non la smettono di tirare granate, io sto qui che mi curo. Poi altro discorsino. Server figo. Ma porca miseria, l'avete rotto con queste granate, c'è sempre vita 39. Ma è su. Cazzo però, ma diciamo che io mi curo. No, beh. Grande. Ma
quello lì, ma peccato, ho visto la luce ma non sono riuscito a ucciderlo. Ragazzi, scusate se non sono particolarmente vivo, cioè nel senso se non urlo, perché comunque sono le 6 del mattino, c'è gente che sta dormendo. Vediamo un pochettino. Ciccio bomba cannoniere lì che mi mira. No, è troppo difficile. Comunque, un altro discorso, volevo dirvi, un altro bellino. Ho creato il gruppo Steam, già da un po' questo, Sabuda Legion, e anche il plotone Battlefield Sabuda Legion. Quindi se voi andate sul Battlelog vi potete iscrivere al plotone e potete comunque chiedermi l'amicizia perché non ho ancora raggiunto il massimo. Vi potete iscrivere al plotone. Chiunque si iscriva, cazzo merda, al plotone Sabuda Legion o su Steam al gruppo Sabuda Legion può utilizzare una tag. Questa tag è SPL, che significa proprio Sabuda Legion, che praticamente va a sintetizzare quella che è, quello che è la nostra community, la community di persone che segue Sabuda. Eccolo. Giasco. La community che segue Sabuda. Sto facendo schifo, ragazzi. Che è la community che segue Sabuda, quindi mi farebbe piacere se voi... Dai, non è possibile questi stronzi con le 320 con le granatozze. Quindi ma sono respawnato dove sono morto. Ma che cazzo è? Esci? Ho paura. La mia vita non ha più senso. Vabbè, curiamoci, intanto poi andiamo a fare la festa agli altri. Grande. Ok, quello lì che camperà. Vieni con me, fratello, saliamo insieme. No! Porca miseria. Grande. Sali in fretta. Corri. Quindi chiunque voglia si può mettere SPL Sabuda Legion. Lo scrivo anche qua sotto. Chi se l'è messo. Poi lo ricorderò ogni volta nella descrizione sotto il video. Come potete vedere c'è già, mi sa, dal video scorso. Quindi ragazzi, se volete partecipare se volete partecipare a questa community, diffondere il nome di Sabuda, diffondere praticamente, e poi magari quando ci capita di giocare insieme siamo tutti uniti con SPL. Ovviamente io, ragazzi, tengo BTR, anche perché è il mio clan. Se riesco ad aggiungere SPL, cioè Sabuda Legion, sarebbe molto meglio. Cioè sarebbe... Cazzo, sarebbe figo. Però non è detto. Poi vediamo, comunque voi mettetevelo, così quando giocate con me so riconoscervi. Così quando magari, non lo so, anche se giocate su PlayStation, se giocate su Xbox, se giocate su PC, se giocate su Nintendo DS, su Wii, se giocate su Game Boy VGA Advance, boh, non lo so, sto dicendo stronzate. Comunque qualsiasi posto in cui giocate, se volete potete usare... Che cazzo sta facendo questo qua? Potete usare il Sabuda Legion. A me farebbe molto piacere. Penso anche a voi. Cioè io penso che anche a voi piacerebbe. Guarda cosa sta facendo questo qua. Camperando. Io penso che anche a voi farebbe piacere, penso, partecipare alla vita, diciamo, di gruppo, alla community di Sabuda. Community Sabuda. Quindi mi raccomando, ricordatevi, dai, vieni, dai, muori. Ricordatevi di lasciare un commento per la serie delle sponsorizzazioni se vi piacerebbe. Guarda, l'ho vista, l'avete vista quella cavalletta lì che saltava? Ecco, poi c'è un altro lì coricato in terra che vuole essere ucciso da Sabuda. Quello, lo sapete perché è stato ucciso? Perché non si è messo SPL. Se avesse avuto SPL non sarebbe... merda! Ucciso con la granata. Cazzo, però pensavo di essere nascosto, invece mi vedeva. Ma dai, mi fa respawnare sempre dall'altra parte del mondo. Questa partita dura un po'. Mi sa che arriviamo a 150 tickets e la taglio come l'altro episodio e la finiamo nel prossimo. Guardalo lì con le granate. Esci? Spunta? Ho visto un cecco. Vai, boom. Esci da lì. Cazzo, c'era un altro. Ma come ha fatto? Esci.
Ma l'altro dov'è? Porca miseria, ragazzi, l'ho perso di vista, c'era troppo fumo. Scusate il silenzio, ma ci sono certi rush pazzeschi che bisogna controllare. Comunque cambierò arma, mi sa, per la prossima puntata. Per il prossimo. Per la seconda metà. Che come ho detto sarà la prossima puntata. Dai, fatti vedere, ciccio. Ma io andrei a fare tipo un piccolo giro da qua. Tanto c'è sicuramente ancora l'efficiente lì sopra. Vabbè, passiamo da qui. Che ho sicuramente una cosa. No, Ivan. Ivan. Ti ho lasciato 2 di salute, Ivan. Ivan Ramiro Cordoba. Dai che ti rianimo, fradi. Grande. Vediamo se c'è ancora Ivan lì coricato che sta dicendo: beh, perché non mi portate boh, non so, una lemon soda, una di quelle cose là, ecco. Cazzo, dietro, che ci faceva da quella parte? Se lo spawn nostro da quella parte. Vediamo un po' come siamo. Oh, beh! Bisogna prendere il GPI qua, ragazzi. Per sapere se riuscirà a prendere Sauda, dovete vedere la prossima puntata, per forza, perché anche se questa la caricherò molto prima, non so, magari aspettate meno di una settimana per vedere la fine. Eccolo, eccolo, eccolo. Per vedere la fine, sicuramente. Gente che si cura con le mie medicine. Allora, granata tattica. Copertura. Coglione che campera. Headshot. E Sabuda muore. Questa è la verità. Questa è la verità. Intanto ne approfitto dopo questa puntata, cioè in questa puntata. Questo è l'ultima cosa che vi dico. No, beh, stiamo facendo negativo. Qui bisogna fare almeno pari per poi chiudere la puntata. Come fa quello a vedermi se? Ne approfitto per dirvi: questo Ivan mi ha rotto i coglioni. Cioè, Ivan, hai rotto i coglioni. Come direbbe Giacomino a Marina Massironi nel Telchiel Telun. Comunque bisogna fare positivo. Impegniamoci. Dicevo, mi sono dimenticato cosa stavo. Ah sì, disse che la serie Battle Pudda, oltre ad andare in onda su questo canale, si sposta anche su MKK Video Games. Ci saranno dei live Battle Pudda con anche uno scopo mirato, perché questo Ivan, ragazzi, è uno di quei camper allucinanti. Cioè, quando praticamente voi andate in vacanza in pinetta, cioè vedete Ivan che si fa le pigne proprio. Ti togli che mi fai lagare, grazie. Mi fanno dimenticare sempre cosa stavo dicendo. Stavo dicendo, ah sì, che di andare sulle MKK Video Games, perché la serie cioè quello era ancora lì che era morto da prima perché l'ho ucciso io, ma non penso. Allora, bisogna stare attenti a Ivan, ragazzi. Pensavo fosse Ivan, ragazzi. Stavo già chiamando la forestale per dire: cioè, ragazzi, fate togliere questa carcassa di animale morto dall'iperterra. Camper. Quanto sta facendo? Cioè, da quando ho detto che devo fare positivo sto facendo merda totale. Certo, vado a rush così. Qua. Ma perché campera così la gente, ragazzi? Me lo spiegate? Cioè, datemi un motivo per il quale la gente campera. E allo stesso modo. Ma poi mi fanno respawnare a Fanculandia, cioè. Fanculandia. I motivi perché la gente campera. Dovete lasciare. Dovete fare 3 cose in questa puntata. Ve le riassumo prima di continuare con la prossima. Allora, 1, lasciare il commento qua sotto e dirmi se vi piace l'idea di pubblicare. Eccoli, sono due, uno l'ho ucciso. Bene. Quindi con questa vita chiudo la puntata e vi dico: ricordatevi di lasciare sotto scritto se vi preferite la sponsorizzazione inizio video vocalmente, poi il link sotto il canale, oppure un video totalmente dedicato a un iscritto, a qualcuno che vuole sponsorizzarsi in questo canale. Un video totalmente dedicato a lui, proprio caricato da me, ovviamente, però realizzato da una persona che vuole la sponsorizzazione, caricato la domenica. Lasciatemi qui sotto il commento e ditemi cosa ne pensate, cosa preferite. Poi ricordo a tutti quanti che se vogliono possono mettersi la tag SPL per il Battle Pudda, per il Battle Pudda, per Sabuda Legion, cioè la legione di Sabuda. Possono mettersi
questa tag e potete iscrivervi al gruppo Steam e al gruppo di Battlelog Sabuda Legion, al plotone di Battlelog Sabuda Legion. E poi l'altra cosa, lasciatemi un commento, fatemi sapere che gusto del cazzo c'è a camperare. Quindi qui la puntata finisce, io cambio arma, per la prossima useremo l'UMP. Quindi la prossima partita inizierà esattamente da questo punto con l'UMP. Ci sentiamo alla prossima, bella!